Il nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie di Udine, Cividale del Friuli e Latisana, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nei giorni scorsi ha svolto i controlli nel settore dei pubblici esercizi e commercio. L'attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro. I controlli svolti sull'intero territorio provinciale hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata redazione ed aggiornamento del DVR, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l'omessa sorveglianza sanitaria e la presenza di manodopera in nero, i presidi antincendio e il primo soccorso. Sono stati controllati 4 pubblici esercizi e 2 attività commerciali, individuate a seguito di attività info-operativa sequenziale all'analisi dei dati provenienti dall'arma territoriale, dai nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dall'esame di banche dati. Sono state sospese, infine, le attività di 2 pubblici esercizi e 2 attività commerciali per gravi violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori in nero. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 90.000 euro.